Sia stato comunque un buon avvio quello delle giocatrici oggi in maglia nera, maglia bianca invece per l'Umana Reyer, che ha il primo possesso, aggressività della difesa di San Martino di Lupari. Intanto l'assist di Petronite e Bestagno segna da Pastrello e la transizione è per l'Umana Reyer con Anderson che appoggia il tabellone. Ancora Milazzo, la sospensione dalla media, segno per la formazione ospite. Ancora Kelly che prova a battere Bestagno, ottimo l'avvicinamento quando si gioca da meno di 3 minuti e mezzo, in piedi sia Romano che Serventi, e Petronite intensa in questo avvio di partita, ultimi 7 secondi per l'azione di tiro, bella assist e il canestro di Pastrello, e adesso c'è la possibilità del primo vantaggio della partita per San Martino con Mitchell che si prende il tiro dalla media. Ancora la numero 12 dell'Umana Reyer, Bestagno dentro per Petronite, anche questo è un bellissimo assist. Thornton riceve Deborah Carangelo dentro per Gigi Petronite, un altro bell'assist con Thornton. 4-0 Mitchell prova ad andare via Thornton, la linea di fondo, il tentativo dall'angolo di Filippi, la tripla Pilabere che va da Mitchell, l'errore, il taglia fuori con forse una spinta da parte di Russo. Le viste per l'Umana Reyer c'è Elisa Penna chiamata da coach Romano, il tentativo di Mitchell del punteggio, lo scarico con la tripla aperta che va a segno. A ricevere c'è Anderson, un contasto non fischiato ma Anderson da Kelly, l'accelerazione di Attura che si prende la sospensione. Kelly è sul parquet, si arresta, scarica per Pastrello, passo laterale e tripla per la numero 11 che riesce a contenerla correttamente con l'avambraccio. Ancora Petronite, grandissimo movimento. Thornton, lo scarico per Filippi, ultimi 5 secondi dell'azione, Filippi contro Petronite, grandissimo uso del piede perno, lo scarico Thornton, bella la riapertura per la tripla di Beatrice Attura, non va ma Thornton, rimbalzo offensivo per Kyla Thornton, la tripla sbagliata, il rimbalzo recuperato da Gigi Petronite che sbaglia, recupera ancora il pallone e alla fine segna dell'Umana Reyer con Beatrice Attura, marcata da Milazzo, Madera allo spazio, si prende la tripla con Mitchell marcata da Thornton, la palla per Filippi, ci prova da casa sua, la tripla. 4 secondi adesso per l'azione di tiro, Petronite, il tiro a segno, ancora Anderson, lo scarico per Thornton, la tripla di Thornton. In questo momento invece sottotono Mitchell con soli 4 punti, bella però questa apertura per la tripla dall'angolo, fischiato nulla, addirittura sorride coach Romano perché era evidente il fallo davanti alla nostra postazione e invece punisce dall'altra parte Mitchell, un fallo fila San Martino ma riceve ottimamente Yvonne Anderson. Aggressiva la difesa dell'Umana Reyer con Beatrice Attura, Russo viene contenuta, alza la parabola, una grandissima invenzione. Anderson, la palla intercettata ancora dalla difesa di San Martino che adesso corre con Mitchell, lo scarico per Kelly, l'appoggio al tabellone e concede però un tiro, così Pilabere a Thornton che segna la tripla sulla sirena, conta in questo senso. Il pallone subito dentro per Gigi Petronite, non riesce a trovare uno scarico, lo fa adesso nelle mani di Anderson, la tripla, piedi per terra, che torna dunque avanti con 42-40 e 8-0 a cavallo dei 2 quarti che viene subito interrotto, marcata da Carangelo, bel cambio di direzione, attacco con la sospensione di Milazzo dell'Umana Reyer. Anderson va dentro, scarica per Petronite, non c'è fischio, si ritorna comunque a -3 per l'Umana Reyer, il tiro, gran canestro da parte di Pastrello, prova a gioco a 2 con Bestagno che cambia direzione, va su il contatto e il canestro. Umana Reyer quando mancano meno di 4 minuti al termine del quarto, qui la difesa viene però battuta da parte di una Pastrello, il contatto non sanzionato ma la palla è per San Martino, ancora Milazzo che ci prova da 3 punti, la tripla con Yvonne Anderson, bel cambio di direzione su Russo ma non si prende il tiro, preferisce andare da Beatrice Attura, la tripla marcata da Attura, lo scarico per Filippi che batte Madera, arriva l'aiuto di Petronite, gran canestro, il canestro, adesso si torna a 59, Carangelo da 3 punti, la tripla, questi possibili fischi che non arrivano, Petronite, l'assist e il sottomano, derby comunque bellissimo da non perdere. Mitchell prova ad accendersi, la fila San Martino di Lupari, possesso per l'Umana Reyer con Madera che ci prova da 3 punti, la tripla, il clima del derby che si fa sentire, pronta a entrare anche Yvonne Anderson, Attura lo scarico per Petronite, San Martino è
è un po' in difficoltà, infatti perde ancora la palla sul recupero di Deborah Carangelo verso Petronite, che riceve ultimi 4 secondi dell'azione, l'uso del perno, il canestro di Gigi Petronite, ancora il gioco a 2, ma perfetta la lettura difensiva da parte di Mitchell, il recupero di Henderson, il tentativo di Filippi da 3, la capitana Martina Bestagno, ma Sara Madera classe 2000 sta dando un grandissimo contributo e questo assist, palla in mano, prova ad uccidere la partita servendo Gigi Petronite. Le campionesse Italia sono vicine alla prima vittoria interna della stagione. Carangelo prova al rovesciato e lo trova. Giocherà invece la formazione di San Martino di Lupari. Intanto segna Russo, l'attacco di Pastrello, l'assist per Kelly, il canestro di Kelly. Yvonne Henderson penetra, facile questo sottomano, troppo facile. 81-68 sarà il punteggio conclusivo del derby tra Umana Reyer Venezia e Fila San Martino di Lupari.